Grazie Presidente. Intanto auguro buon lavoro a tutti i colleghi e anche agli uffici che ci stanno seguendo anche in questa approvazione che non è per nulla semplice, non l'è stato nella discussione nella Commissione e non l'è stato per cercare di trovare anche delle mediazioni rispetto alle vostre proposte iniziali, che evidentemente già nella scorsa legislatura, ripeto, ma in realtà è stato detto già ieri, era già stato identificato come un progetto di legge con notevoli criticità e con un rischio di incostituzionalità che, ammetto, anche nella nuova versione non è superato. Allora, il problema non è tanto il fatto della costituzionalità e incostituzionalità per quanto vi riguarda, perché capisco che questa è una questione che non vi interessa in questo caso, cioè non vi interessa aggiungere nuovi percorsi legali che la Regione dovrà andare a finanziare con i soldi dei cittadini del Veneto per difendere delle leggi che sono già state dichiarate in alcune parti in questo caso incostituzionali. Il problema è l'obiettivo, perché credo che in quest'Aula già i consiglieri di maggioranza debbano cercare di trovare una quadra. Qual è l'obiettivo di questa legge? Perché ognuno di voi ha detto delle cose diverse. Per esempio è stato detto che in realtà l'obiettivo non è rilanciare l'edilizia, eppure è all'articolo 1 una delle finalità. E quindi non riesco a capire come mai vi dia così tanto fastidio il fatto di trovare una quadra rispetto a quella che è l'utilità della legge. L'utilità della legge in questo contesto, per quanto riguarda questo testo che è arrivato in Aula, non è quello di ottemperare agli obblighi e agli obiettivi di riduzione di consumo di suolo che ci siamo dati come standard, che ci siamo dati come obiettivo. Per noi dovrebbero essere raggiunti in fretta, per voi, ci avete detto qualche consiglio fa, basta fare per gradi. Questo progetto di legge è una dimostrazione di come questo basta fare per gradi sia in realtà un modo per... sì, c'entra molto perché questo vostro concetto di fare per gradi consente non tanto di incentivare, di valorizzare, di sostenere le imprese che scelgono il riutilizzo e la riqualificazione dell'esistente, quanto addirittura anche la facilitazione del cambio di destinazione. Per cui, primo punto, all'articolo 1 è necessario che inseriamo i criteri di garanzia dell'autonomia naturalmente dei nostri enti locali, dato che loro sono i primi che devono gestire questo importante obiettivo di consumo di suolo zero. Ma punto numero 2, non bisogna dimenticarsi, e qui parlo anche all'assessore che spero stia seguendo, delle future generazioni, perché è parte della... No, chiedo scusa, io capisco che dia fastidio a qualche consigliere il mio intervento, però io siccome sto parlando anche di queste tematiche proprio per dare un contributo anche rispetto agli emendamenti che discuteremo dopo, vi devo ammettere che il principio, dimenticarsi all'interno di questa legge, di principi di natura ambientale, ma soprattutto di rispetto delle future generazioni, che è parte dello Statuto della Regione del Veneto. C'è un articolo dello Statuto che parla proprio di questo e che ci racconta, come all'articolo 8,1, che l'ambiente è solo una parte del principio di rispetto per le future generazioni ed è il motivo per cui all'interno di un emendamento che vi proporrò di votare successivamente non soltanto inserisco la centralità dell'autonomia degli enti locali, non soltanto ribadisco la centralità dell'obiettivo del consumo suolo zero, ma ribadisco che questi obiettivi sono da raggiungersi e da tenere in considerazione perché nel nostro statuto, nelle istituzioni di cui facciamo parte, abbiamo scelto di difendere articoli che ritengono che la difesa ambientale sia propedeutica alla tutela delle future generazioni. Questo è il primo punto. Nelle finalità, una questione di principio, deve esserci, perché se no le scelte di conseguenza l'interpretazione della legge dimentica di un concetto fondamentale. L'impresa non si fa soltanto oggi per l'attuale, ma l'impresa deve lavorare oggi per consentire anche in futuro di realizzarsi ulteriormente e di dare spazi di vita nuovi, veri e opportuni al nostro territorio e alle future generazioni. Come si fa a farlo se non si rispettano quegli standard di benessere abitativo nelle nostre aree urbanizzate, per esempio? Dato che è un concetto che addirittura molte amministrazioni locali stanno rilanciando come priorità assoluta, aumentando per esempio gli standard di verde pubblico.
aumentandoli, non diminuendoli. In questo caso il rischio è proprio quello di diminuirli, pagando, monetizzandoli. Allora si vuole aver paura di questi standard? Io personalmente no, non ne ho paura. Abbiamo sostenuto insieme progetti proprio per ridare qualità alla vita, all'aria, al territorio in cui abitiamo. Questo è uno di quegli obiettivi. Detto questo, l'articolo 1 detta dei principi che non ritengo siano rappresentati dagli articoli successivi, perché parla di una sburocratizzazione, di una semplificazione che dovrebbe essere ridurre il peso burocratico sui cittadini e, come dire, le imprese. Ma in realtà questa riduzione del peso burocratico significa l'effettiva riduzione dei tempi e l'effettiva riduzione dei costi a carico delle imprese e dei cittadini che fanno richieste al sportello del comune. Quegli articoli successivi in realtà non parlano di questo, perché non parlano, in realtà aggiungono nuove procedure alternative senza semplificare quelle esistenti, creando ulteriore confusione, e questo non è risparmio di tempo. E soprattutto l'aspetto che vi citavo prima, il mettere a rischio degli standard che sono oggettivamente creati per fare in modo che le nostre realtà urbane, i nostri comuni, piccoli o grandi che siano realmente accoglienti nei confronti delle persone che scelgono di viverci, di realizzarci la propria vita personale e professionale. Questi standard che definiscono rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali, quelli produttivi industriali e gli spazi pubblici, standard che ribadiscono appunto quali siano le percentuali minime di spazi pubblici riservati alle attività collettive, riservati al verde pubblico, limiti alla densità edilizia, all'altezza degli edifici e alle distanze fra i fabbricati. Questi standard non sono per noi di Europa Verde, e immagino anche per altri consiglieri, non sono barattabili. Non sono barattabili, e questa legge invece questo lo consente, e politicamente questo non è accettabile, perché io sfido chiunque nei vostri comuni a superare questi limiti semplicemente perché, come dire, questo non è, ritenete che sia facilitare l'impresa. L'impresa che si occupa di edilizia questi standard e la fa bene, così come ci hanno insegnato anche i nostri artigiani, dato che sono prevalentemente artigiani quelli che si stanno occupando della novità del riutilizzo, del riuso, eccetera. Questi artigiani ci insegnano che chi lavora bene questi standard li tutela, perché non vuole mettere a disposizione del cittadino qualcosa che non sia vivibile. E quindi io credo che mettere a rischio questi standard e mettere a rischio la continuità della gestione attuale senza semplificare l'esistente ma aggiungendo ulteriori percorsi non sia la semplificazione che volete vendere all'esterno. E addirittura vi vorrei semplicemente condividere il fatto che in ogni comune, voi l'avete sperimentato, anche io nel mio comune, il percorso di approvazione del piano degli interventi e prima ancora del PAT, partecipato dalla popolazione e condiviso nel Consiglio comunale, sia stato sempre un percorso necessario e importantissimo anche di trasparenza. E quindi modificare il sistema di approvazione degli nuovi interventi urbanistici attraverso un piano che non è quello che è stato pensato per condividere insieme alla cittadinanza la pianificazione del territorio, e gli amministratori non possono fare semplicemente a porte chiuse queste scelte. Quindi chiudendo le porte alla vera partecipazione popolare e alla partecipazione in Consiglio comunale, con la scelta condivisa tra maggioranza e opposizioni che partecipano e condividono un percorso di amministrazione comunale, non è la scelta più opportuna. Non lo è, perché è contrario al principio di autonomia degli enti locali e di condivisione con la cittadinanza che avete voi scelto di rappresentare quando vi siete insediati all'interno di questo Consiglio, perché lo statuto nostro lo dobbiamo onorare da questo punto di vista, senza avere paura di pensare a semplificazioni che non aggiungano percorsi ma realmente riducano i tempi,
di risposta anche delle amministrazioni locali e li faciliti senza creare confusione, anche in relazione al confronto con le norme nazionali, perché abbiamo alcuni articoli qui che non soltanto sono superflui, ma in più sono anche confusi e confondono le idee nell'interpretazione della norma regionale rispetto al testo unico dell'edilizia, della norma regionale rispetto al decreto che si occupa del rilancio del super bonus. Per cui, alla luce di questo, io vi chiedo di pensare a non vendere dei prodotti che in realtà, nella comunicazione politica, che in realtà non affrontano realmente l'obiettivo che ci siamo posti e che si sono già posti gli artigiani locali, che stanno da tempo lavorando nell'ottica della rigenerazione dell'esistente. I numeri sono importanti. Abbiamo quasi 500.000 abitazioni sfitte. Non parlo di capannoni in questo caso, parliamo di abitazioni semplicemente. Quasi 500.000. Gli 11.000 capannoni sfitti ce ne occuperemo magari con qualche intervento proprio ad hoc rispetto a questa necessità di riutilizzo e di riqualificazione dell'esistente. Ma semplicemente pensando alle necessità delle famiglie che si ritrovano a doversi interfacciare con l'amministrazione comunale e che magari possono scegliere, proprio perché avvantaggiati non soltanto dal superbonus, ma magari anche da interventi regionali, da principi che possono essere condivisi con gli amministratori locali per ridurre realmente i costi e facilitare l'accesso delle famiglie a progetti di riqualificazione dell'esistente. Questa è la strada maestra. Questo progetto di legge non risponde a questo, perché apre a tutti, apre alla modifica della destinazione urbanistica a mezzo di pagamento, superando degli standard che non sono, sì. Colleghi, lasciate Presidente, la consigliera grazie. Guarda finire, per cortesia. Beh, Collega insomma, Valdegamberi. Se a voi va di svendere in questa maniera degli standard che sono costruiti per, come diceva prima anche la collega, bene, per garantire il benessere abitativo, e di questo è un tema su cui noi non possiamo tirarci indietro. Ed è uno di quei temi strutturali proprio nella pianificazione urbanistica, perché dove si vive male la gente non sceglie di rimanere. E questi aspetti si riferiscono a tanti temi che purtroppo voi continuate a non affrontare, temi che riguardano l'abitabilità dei territori non soltanto in termini urbanistici ma anche in termini qualitativi e ambientali, in termini di emissioni, in termini di inquinamento ambientale. Aspetti su cui non vi siete presi le responsabilità adeguate anche negli scorsi anni, penso semplicemente alle emissioni di odori, okay? Aspetti su cui nella vostra maggioranza non si è voluto discutere e non si è voluto affrontare il tema nel Consiglio regionale, nonostante le centinaia di segnalazioni che arrivano a noi e non soltanto, per cui se volete aggiungere ulteriori disagi a dei cittadini che già in Veneto parlano di territori che sono ostili al loro benessere e alla loro conduzione della vita, e io vengo da uno di quei territori, probabilmente qualche domanda ve la dovreste fare in merito all'onestà con cui vi state approcciando al rispetto di quello statuto che oggi dobbiamo onorare. Quello statuto parla del rispetto delle future generazioni. Quello statuto parla del rispetto ambientale, della prevenzione ambientale. Quello statuto parla di un'urbanistica che non è quella che percorre delle strade di facilitazione, ma è quella che viene aiutata a semplificarsi attraverso cosa? Per esempio, rendendo fruibili, grazie a un sistema digitale dell'amministrazione pubblica, quei documenti che invece ogni volta le imprese e i cittadini devono continuare a ripresentare ai comuni e che invece i comuni già hanno. Questa è una parte della semplificazione. Aspetti che non vengono curati qua, aspetti che magari neanche nella progettazione del rapporto con le amministrazioni locali vengono a essere al centro delle discussioni del Consiglio ma anche della Giunta. E siccome siamo in un Veneto che sta soffrendo a livello di amministrazione locale proprio questi passaggi di semplificazione burocratica, che poi si ricadono non soltanto su chi lavora all'interno dei comuni, ma anche sulle imprese e i cittadini che si interfacciano con le amministrazioni comunali, allora probabilmente le priorità sono altre. E allora fatevela la vostra attività di comunicazione politica. Io personalmente, ve l'ho detto fin dall'inizio,
non ritengo che il principio espresso all'interno del primo articolo sia rispecchiato all'interno del proseguo di questo progetto di legge. Ho preferito aggiungere delle modifiche che spero verranno valorizzate nella loro bontà, nel voler aggiungere dei criteri, almeno delle finalità che siano oggettivamente rispettabili poi nell'applicazione della legge e che indichino una strada che è quella della valorizzazione della vivibilità del territorio nei confronti delle future generazioni e del rispetto della pianificazione territoriale, e fatta assieme ai cittadini. E alla luce di questo lascio a voi la possibilità di una discussione, di una riflessione che, ammetto, su questo tema, su questo progetto di legge è dura, è vero, lo ammetto, ma è una differenza magari di percezione politica che io vi invito ad osservare nella sua bontà, perché vogliamo insieme fare in modo che tra 10, 15, 20 anni imprese e cittadini continuino ad abitare in Veneto senza considerare questa terra ulteriormente soffocata dopo anni di abusi anche da un punto di vista di sfruttamento delle risorse della nostra terra, e questo è inconfutabile. Io sì, immagino anche voi, perché lo so, perché se fate politica questi aspetti li avete a cuore. Di conseguenza questi progetti di legge devono seguire questo principio. Grazie collega.